Allora, mentre nella maggioranza c'è ancora il caos totale, è tutto paralizzato, sembra che il braccio di ferro sia ancora nel fatto che il gruppo di Fratelli d'Italia, teoricamente appoggiato dai vertici regionali, chiede che l'ex vice sindaco Daniele Tiosto Brasiola venga riammesso in giunta insieme all'assessore Massimiliano Tiosto Cainazzo, che si è dimesso, ma si è dimesso perché ce l'ha dichiarato, si rifiutava di rimanere assessore e prendere uno stipendio senza fare nulla, quindi nel frattempo si è dimesso. E invece d'altra parte chiede che al posto che venga sì riammesso Daniele Tiosto Brasiola, scusate, che venga rimesso Massimiliano Tiosto Cainazzo, mentre c'è un no totale verso la rimessione di Daniele Tiosto Brasiola, e al posto di Daniele Tiosto Brasiola chiedono che in giunta arrivi il consigliere comunale Claudio Bullo e quindi entrerebbe in consiglio comunale il Nicola Boscolo-Pecchie, che è il primo dei non eletti. Questa è la situazione che c'è in questo momento, non si sa come andrà a finire, c'è chi dice l'amministrazione cade, c'è chi dice in una maniera, in un'altra, comunque diciamo il risultato è che il centrodestra sta facendo una figuraccia enorme verso tutti, ma a parte la figuraccia il problema è che si va a colpire, diciamo, la città, chi ci rimette sono i cittadini, e questa cosa sembra che non la vogliono capire, ma qualcuno alla fine prima o poi pagherà il conto. Detto questo, mentre c'è tutto questo in evoluzione all'interno della maggioranza, nella minoranza, in particolare il Partito Democratico, che da mesi denunciava irregolarità al bilancio, producendo tutta una serie di documenti specificando, ma anche come tono di avvertimento. Ricordiamo che all'interno della minoranza del Partito Democratico ci sono persone che hanno avuto anche incarichi importanti, esperienze di politiche diciamo importanti. Parliamo del consigliere Lucio Tiozzo, che è stato consigliere regionale, è stato sindaco di Chioggia, ma anche altri, e comunque a parte, diciamo, le loro esperienze passate avevano indicato più volte queste problematiche. Sono passaggi molto tecnici di cui è anche difficile dare una spiegazione, un chiarimento così, però comunque loro denunciano, nel senso che hanno fatto un esposto dichiarando cosa secondo loro non va bene. Certamente c'è una situazione di difficoltà, troviamo che i cittadini si lamentano perché le strade magari non vengono asfaltate, oppure dove vengono asfaltate troppo poco, ma la realtà è che l'amministrazione comunale in questo momento ha grossi problemi di bilancio. In Piazza del Duomo mancano i cartelli del divieto di sosta, sono stati rotti da qualcuno, cambiati, e al momento non sono ancora stati sostituiti, ma ci sono tante situazioni, anche alcune strade che sono da asfaltare ma non ci sono risorse, le frazioni, Isola Verde, cioè c'è tutta una serie di situazioni dove l'amministrazione, quando dico amministrazione non parlo solo, diciamo, della giunta, dei consigli comunali, ma parlo anche dei tecnici, dei dirigenti eccetera, fanno quello che possono con le risorse che hanno, e in questo momento sono molto limitate. Quindi questa è la situazione, staremo a vedere come andrà a finire. Non è che con uno esposto domani mattina succede chissà cosa, però è abbastanza, diciamo così, non succede tutti i giorni che ci sia questo tipo diciamo, di contestazione, che sembrerebbe una cosa abbastanza seria, e vedremo cosa saprà dire l'amministrazione, sempre che rimangano in piedi, perché sembra che tutto non stia proprio andando per il verso giusto. Carne al fuoco, specialità carne. Sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina. Il consigliere del Partito Democratico Jonathan Montanariello, consigliere regionale, ha espresso una ferma presa di posizione in merito al grave problema delle morti sul lavoro che nel Veneto raggiungono numeri molto importanti, sottolineando la necessità di un intervento urgente da parte delle istituzioni regionali. Montanariello ieri ha partecipato alla giornata di mobilitazione indetta dalle organizzazioni sindacali CGIL e UIL,
evidenziando la responsabilità della Regione nel fronteggiare questa emergenza. Secondo Montanariello, la Regione deve intensificare gli investimenti per potenziare il personale degli Spisal, migliorare così i controlli sui luoghi di lavoro. Inoltre è fondamentale ridurre gli abusi legati ai subappalti e alle gare al ribasso, che mettono in rischio la sicurezza dei lavoratori. Il consigliere sottolinea l'importanza di stabilire regole ferree per contrastare le tragedie quotidiane sul lavoro e proteggere la vita dei lavoratori. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. Silvano in particolare ci aiuta in tutto per tutto. Io mi sono presentato a maggio da Silvano con l'idea, da là è nato un progetto, l'abbiamo portato avanti, mi ha fatto conoscere il direttore, lo ringrazio, e da lì è nato un consorzio il 5 settembre, insieme con dei allevatori che siamo tutti tra i 35 e i 40 anni. Abbiamo in mente di fare un progetto di rivoluzionare un po' la laguna che ha un sacco di problemi, infatti come ha indicato prima il direttore, tra i canali, la salinità e un sacco di cose. Coldiretti è stata l'unica a muoversi per cambiare queste cose delle problematiche che ci sono. Infatti anche Paolo Ferrareso si è reso disponibile per quanto riguarda la realizzazione del tubo di acqua dolce che introdurrà nella Saccatoro per abbassare la salinità, perché le bombole hanno bisogno comunque di una salinità bassa, ma abbiamo un 40 per 1000 anziché un 26-27 come predilige la bombola, e quindi Coldiretti sta portando avanti questa cosa e noi ne siamo grati. E per quanto riguarda il consorzio, io ringrazio anche tutti i miei colleghi che mi hanno dato la fiducia per portare avanti la parola con tutti. Il progetto nostro è comunque di valorizzare il prodotto, perché quando si parla di bombole a Chioggia si pensa sempre che siano quelle bombole, quelle inquinate, che sono quelle sprezzate, l'abusivismo, tutto quello che viene, ma in realtà non è proprio così. Stiamo vivendo dei momenti difficili e siamo con la speranza e la voglia che le cose possano cambiare. E come consorzio abbiamo intenzione di fare una filiera completa, abbiamo un socio che ha un centro di depurazione e quindi speriamo di valorizzare questa cosa e basta. Ringrazio Silvano innanzitutto, ringrazio tutte le ragazze di Coldiretti di Chioggia che sono disponibili H24 per me, anche Silvano lo posso chiamare a qualsiasi ora. Ringrazio anche la Presidente che ho conosciuto questa sera e vi ringrazio tutti. Alla Coldiretti stamattina alle 7:30 mi ha detto mi vengo stasera, non c'è nessun problema. E vengo anche con tutto il consorzio, però dice ascolta, bisogna che mi impegni, che mi dai un'area che gestiamo su una certa maniera, quindi no, se alla te vorrei fare io dovrissimo mi voglio valorizzare il prodotto, però dal prodotto mi faccio e semina e divento buono, voi a un'area solo che mi faccio la semina, mi faccio l'ingrassaggio, la vendita e direttamente mi faccio anche statuario. Comunque dovrissimo fare con altri anche nel logo, quindi avere tutta quanta la filiera. Quindi chiediamo al direttore e a Coldiretti che ne dà un po' della laguna che possiamo gestirlo come consorzio, dove che un consorzio unico nella provincia di Venezia da giovani di 35 anni. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.
Siamo rimasti senza poter utilizzare le auto che poi sono state utilizzate lo stesso, perché eravamo in allerta rossa per tutta quanta la provincia di Venezia, ma buona parte della pianura padana. Sulla stampa nazionale ma mondiale è stato proprio dati la mano che la pianura padana è uno dei posti più inquinati della Terra, sia per la conformazione diciamo geografica, ma anche per le condizioni di alta pressione che ci sono state, e praticamente ci sono stati livelli di PM10, quel particolato finissimo che entra nei polmoni, dove è stato dimostrato che quando aumenta oltre certe misure aumentano tutta una serie di conseguenze nocive per la salute, quindi aumentano anche le morti, senza contare malattie molto, molto importanti. Eppure, per quanto riguarda la Lega, per l'iniziativa dei parlamentari è una linea, la tradizione del pane vin, quindi di questi falò, in pratica è una tradizione, ci vuole la tutela per le tradizioni antiche che vogliamo siano tramandate rispetto alle esasperazioni ambientaliste. Ma i dati sono dell'ARPA, voglio dire, non è che se lo inventano gli ambientalisti, per carità ci saranno degli ambientalisti che sono iper ambientalisti, però e quindi praticamente sia sul Corriere ma su altri giornali è stata riportata la notizia che questi falò che dovrebbero essere vietati, perché il giorno dopo che ci sono questi falò, oltre al puzzo di bruciato, oltre a tutto il resto, praticamente l'aria viene ancora più inquinata in pratica, e questo ne va a discapito per la salute di tutti. Però l'emendamento, che è stato firmato da due leghisti veneti, Gianangelo Boff di Treviso ed Eric Pretto Vicentino, è stato approvato alla Camera e attende il via libera al Senato. Ma il primo passaggio, leggo testualmente l'articolo, ma il primo passaggio mostra che l'intenzione è chiara: con questo emendamento della Lega alla legge sulla salvaguardia delle manifestazioni di rievocazione storica e del patrimonio culturale immateriale sarà consentita per legge l'organizzazione dei falò tradizionali. Ma la tradizione ci sono state tante tradizioni di cui è meglio che non parliamo, che permettevano anche cose che adesso sono considerate assolutamente illegali. Vogliamo sperare che il resto visto che deve passare al Parlamento, ci sia un barlume di neuroni e questa proposta venga assolutamente bocciata. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Non solo Chioggia ricorderà l'8 marzo Giornata Internazionale della Donna, ma ricorderà la ricorrenza per tutto il mese di marzo. Sarà a cura dell'assessorato alle pari opportunità l'organizzazione di Marzo Donna, un mese che sarà ricco di eventi gratuiti, dai laboratori agli spettacoli all'auditorium, agli approfondimenti su temi scientifici. Tanti i collaboratori che si sono dati da fare per la buona riuscita del calendario, ringraziati dall'assessore Elena Zennaro. Si sono volute sottolineare i motivi di riflessione e di sensibilizzazione sul ruolo della donna in svariati ambiti, dalle forme d'arte ai disturbi del comportamento alimentare alla violenza di genere. Con la collaborazione del comune di Asolo si terrà uno spettacolo su Eleonora Duse, grazie ai Lions ci sarà un incontro sull'importanza della medicina di genere. Un ulteriore incontro di riflessione sarà possibile con la collaborazione degli Stati Generali delle Donne. Anche l'Università Popolare contribuirà con un incontro sui temi legati alle donne valorose. La Wing Sun Academy propone invece una lezione di difesa personale gratuita dedicata proprio alle donne. Coinvolte anche Arena Arti, su Mare di Bellezza, il gruppo Poeti, Città di Chioggia e altre realtà del territorio. Per le donne nel mese di marzo e mercoledì l'ingresso ai musei civico della Laguna Sud e di Zoologia Adriatica saranno gratuiti.
Ciao, buona giornata, vi ricordiamo che qui dagli amici della pescheria della CAM c'è una promozione eccezionale, i branzini acquisto minimo 3 kg a soli 7 euro. Vi conviene arrivare perché finiscono in velocità, ma oltre a questi ci sono tantissimi altri prodotti, sia locali che non locali, freschissimi. Vi ricordiamo sempre che c'è la possibilità di parcheggiare in maniera molto comoda e quindi non mancate, vi aspettiamo qui alla pescheria della CAM all'isola di Salone.